Eder. Mech. Pallister. Davanti al Palazzo di Giustizia di Trieste, in Foro Ulpiano, la mattina dell'11 dicembre, è andata in scena l'ennesima tappa di una storia che, a 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic, continua a non avere un punto fermo. Circa 40 persone si sono ritrovate sotto le finestre del tribunale con le foto di Liliana in mano e cartelli che chiedono verità e giustizia per quella 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio dell'anno successivo in 2 sacchi neri nei giardini dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La manifestazione ha avuto un valore simbolico forte. Ricordare Liliana e allo stesso tempo mettere pressione a una macchina giudiziaria che, secondo familiari e amici, avrebbe già da tempo tutti gli elementi per qualificare definitivamente la sua morte come omicidio e non come suicidio. Il percorso dell'inchiesta, del resto, è noto. Iniziale ipotesi suicidaria, successivo spostamento verso la pista dell'omicidio, archiviazione, riapertura del fascicolo e oggi un unico indagato per omicidio volontario, il marito Sebastiano Visintin. In piazza si è vista una partecipazione particolarmente esterna alla città. Lo ha raccontato lo stesso fratello della vittima, Sergio Resinovic, sottolineando come al sit-in fossero presenti più persone arrivate da altre regioni che residenti triestini. I numeri non sono stati oceanici, ma la famiglia ha apprezzato lo sforzo di chi ha viaggiato per esserci e ribadire che, a distanza di anni, il caso Resinovic continua a toccare l'opinione pubblica ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia. Proprio Sergio è tornato a denunciare quelli che considera veri e propri tentativi di depistaggio. Nel suo mirino finiscono alcune testimonianze, arrivate nel corso dei mesi, e che a suo dire hanno complicato inutilmente la lettura del caso. Il primo nome è quello di Giacomo Molinari, il preparatore anatomico che ha dichiarato di aver provocato lui la frattura della vertebra T2 di Liliana durante una manovra in sede autoptica. Una versione che, se accolta, smonta una delle tessere considerate a supporto della tesi dell'aggressione da parte del gruppo di lavoro guidato da Cristina Cattaneo, secondo cui quel tipo di lesione sarebbe compatibile con un'azione violenta subita in vita. Sergio cita poi la donna del negozio di telefonia che ha fornito una versione favorevole a Visintin su quanto accaduto la mattina della scomparsa di Liliana, rafforzando l'alibi del marito. Terza figura chiave è l'ex ristoratore triestino, che ha raccontato di aver consegnato a Liliana 2 sacchi neri, simili a quelli in cui il corpo è stato ritrovato, su richiesta della donna e con l'invito a non parlarne al marito. Secondo il suo racconto, l'uomo avrebbe poi riferito l'episodio a un carabiniere che gli avrebbe suggerito di tacere. Proprio su questo punto, però, emergono incongruenze temporali. La data di morte del militare citato dal ristoratore non combacerebbe con quella della scomparsa di Liliana, circostanza che alimenta sospetti sull'attendibilità del racconto. Per questa testimonianza, il fratello di Liliana ha già presentato una denuncia formale contro l'ex pizzaiolo, convinto che sia necessario chiarire fino in fondo le sue dichiarazioni. Sergio ha ribadito che i tempi della giustizia sono lunghi, ma che l'attenzione su questi presunti testimoni dell'ultima ora deve restare alta, perché ogni storia non verificata rischia di allontanare il tracciato delle indagini dal cuore del problema. E, riferendosi alla posizione del cognato, ha ricordato con parole molto nette che se un uomo viene iscritto nel registro degli indagati per omicidio e resta sotto la lente degli investigatori, un motivo deve esserci. Durante il presidio non è passato inosservato un altro volto ormai centrale nella vicenda, quello di Claudio Sterpin, primo amore e amico di lunga data di Liliana, che da sempre esclude l'ipotesi del gesto volontario. Sterpin ha sfilato tra i manifestanti con un cartello che richiama la necessità di ridare verità e dignità a una donna che lui considera vittima di un delitto e non di una scelta personale. Ai giornalisti e alle trasmissioni televisive presenti ha ripetuto il suo convincimento. Liliana sarebbe stata uccisa non da una sola persona, ma da più soggetti, e il fatto che il corpo sia emerso soltanto 20 giorni dopo la scomparsa indicherebbe, secondo lui, che la donna sia stata tenuta altrove, viva o morta, prima di essere abbandonata nel parco. Sterpin non si limita alle dichiarazioni di piazza. Ha annunciato di voler scrivere direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
e anche al ministro della giustizia, da lui chiamato ancora ministro di grazia e giustizia, per chiedere un'attenzione ulteriore sul fascicolo Resinovic. Nelle sue parole si avverte la stanchezza di chi vive questa battaglia da anni, ma anche la determinazione a non arretrare. Ha spiegato di sentirsi, in un certo senso, morto anche lui, da quando Liliana è scomparsa, e di non avere più interesse per la vita, se non quello legato alla ricerca della verità per la sua amica. L'amico di Liliana ha parlato esplicitamente di una voglia di depistare, accusando coloro che in questi anni si sono presentati in procura o nei salotti televisivi con racconti pieni di dettagli, ma spesso privi di riscontri oggettivi. I sospetti di Sterpin coincidono con quelli di Sergio e di altri amici di Liliana. L'idea è che qualcuno possa aver incentivato queste voci per creare confusione, gettare ombre su tutto e far allungare i tempi dell'inchiesta. Tra le persone presenti al sit-in c'era anche un'altra figura chiave, l'albergatrice Jasmina Zivkovic, la testimone che ha raccontato agli inquirenti di una crisi profonda nel matrimonio tra Liliana e Sebastiano Visintin e di una lite molto violenta della coppia nel 2021, quando i due soggiornarono nella sua struttura. Secondo quanto riferito, quella notte i toni sarebbero stati accesi per ore, al punto da lasciarle la sensazione di un rapporto ormai arrivato al capolinea. Yasmina ha spiegato di essersi decisa a parlare soltanto dopo il ritrovamento del corpo, frenata in precedenza dalla paura per alcune minacce ricevute al telefono da un'amica di Sebastiano. Nel corso della manifestazione la donna ha tenuto in mano un cartello con la scritta «Lilly merita giustizia, onore a Lilly», sottolineando che tutto ciò che conosce è già stato messo nero su bianco nelle sedi ufficiali. Anche lei ha insistito su un punto. La procura, a suo giudizio, disporrebbe già di elementi sufficienti per procedere più speditamente. L'appello è quello di accelerare, perché ogni rinvio è vissuto come una ferita aggiuntiva inferta alla memoria di Liliana. Sul versante medico-legale resta sullo sfondo il lavoro del gruppo coordinato da Cristina Cattaneo, che ha ritenuto non compatibili con un gesto volontario le lesioni riscontrate sul corpo di Liliana. Se da un lato la successiva dichiarazione di Molinari sulla vertebra T2 ha riaperto discussioni e interpretazioni, dall'altro il quadro complessivo degli accertamenti continua a mantenere in vita l'ipotesi dell'omicidio, sostenuta con forza dalla famiglia e da Sterpin. In parallelo proseguono gli approfondimenti disposti sugli strumenti elettronici di Visintin, in particolare sui dispositivi che avrebbe utilizzato la mattina della scomparsa, compresa la sua action cam, senza che però si sia ancora arrivati a un esito processuale definitivo. Il sit-in di Trieste, nelle intenzioni di chi lo ha organizzato e vi ha partecipato, è quindi molto più di una semplice manifestazione commemorativa. È un modo per ricordare alla giustizia italiana che c'è una donna, Liliana Resinovic, che non ha ancora trovato una risposta ufficiale alla domanda più semplice e più dolorosa. Com'è morta e chi l'ha portata a quella fine? Familiari, amici e sostenitori sono convinti che la strada giusta non passi dalla parola suicidio, ma da un'indagine piena, libera da ombre, da testimonianze tardive e da racconti incoerenti, capace finalmente di indicare nomi, responsabilità e movente. Fino a quel momento, promettono, continueranno a ritrovarsi in piazza con le foto di Lilly in mano, chiedendo che qualcuno ai piani più alti delle istituzioni ascolti davvero la loro richiesta di verità. L'aggravante appunto della parentela, che ha ucciso la moglie. Lasciamo che lavorino. Insomma, secondo te è stato Sebastiano? Penso di sì. Io non dormo di notte, io mi sveglio e dico ma non è possibile che siamo ancora a questo punto, veramente. Se torchiando Sebastiano lui sa tutto quello che è successo a Liliana. È una mia impressione, ma sono convintissimo di avere ragione. Lei non ha mai fatto del male a nessuno, anzi. L'unica cosa è che purtroppo per lei ci siamo conosciuti 42 anni fa e non mi ha mai dimenticato. Questa per lei è stata... E non è escluso che quando ha esternato le sue intenzioni ha firmato la condanna a morte. Il problema di Lilly, per risolverlo basta leggere le carte, perché ormai è tutto scritto lì, non possiamo più aspettare, non siamo più in grado di aspettare, perché non si può avere una giustizia così lenta, non è più giustizia. Liliana era la persona più dolce che esisteva. Lei è stata tradita da chi conosceva
4 anni in cui Lili ancora non ha avuto la giustizia. Si avvicina il Natale, il quinto Natale, che Lili non passa a casa con i suoi familiari. Lili ci manca, a tutti quanti. Lili non si è uccisa, quindi noi vogliamo capire e chiediamo anche che si vada al processo, visto che l'unico indagato è il marito. Sebastiano non voglio più dire niente perché lo credevo un amico. Io il 14 lo credevo un amico. E invece lui ha fatto di tutto per non aiutare sua moglie. Io, le persone che siamo qua, i familiari, non hanno mai avuto dubbi, ma mai che Liliana si possa essere suicidata. Mia sorella è morta, è stata uccisa, spero che la procura possa dare un'accelerata, perché io sono 4 anni che non vivo, non è vita. La persona più buona di questa terra. Liliana l'accompagnerò fino a che potrà veramente avere la giusta pace, voglio tenerla per mano come una sorella, perché è una di noi. Una mia carissima amica, amava i bambini, era sempre sorridente. Io sono sicuro, come ho detto, che è stato il marito, il mio ex cognato, è stato indagato per omicidio. Cosa mi dici di quel fenomeno di buonocore? Dice che mia sorella ha chiesto i sacchi nel 2019. Ma come si può credere? Sono sti figuranti e io mi chiedo, ma a che pro? Se lui, come dice, non c'entra niente, andiamo a cercarla. A me diceva aspetta. Tante versioni che non sono mai state controllate. Mi manca come dal primo giorno, io comprendo benissimo lo stato d'animo di Sergio. Io mi considero persino da questo fatto danneggiato più di lui, perché se Liliana non faceva quella fine, con ogni probabilità a quest'ora io vivevo felice con lei accanto. Non è escluso che ci saremmo anche sposati se era il caso, ma comunque la mia casa è vuota da allora. La verità poteva essere già nelle carte 4 anni fa, se vogliamo, perché quali carte nuove sono uscite? Per saputa nostra nessuna. Ripeto, una delle frasi più importanti che formavano il programma del nostro sit-in di oggi era proprio quella che il ritardo che viene messo in atto a questo punto per scoprire la verità danneggia ulteriormente la memoria di Liliana, perché purtroppo per tutti noi di sola memoria si può parlare, favorendo invece i carnefici, gli autori, gli assassini, perché io considero che non è opera di una persona sola. L'assassino materiale è una cosa, il mandante è un'altra. Per me, e sono d'accordo con Sergio in questo, Sebastiano sa sicurissimamente tutto quello che è successo a Liliana. Subito dopo, siccome la storia si è dilungata, perché basta pensare ai 20 più giorni trascorsi dalla sua sparizione al suo ritrovamento, aveva giustamente nello stomaco l'uvetta che poteva denotare una morte, se vogliamo, con la colazione in pancia, però allora dove è stata tenuta morta per 20 giorni per essere presentata la mattina del 5 gennaio come se fosse morta ieri. Sebastiano potrebbe conoscere chi è stato nel caso in cui non è stato lui a fare del male a Liliana, e potrebbe anche darsi che stia coprendo costui. E non è escluso, non so cosa dire. Cioè, io sono relativamente convinto, come Sergio in questo caso, che Sebastiano, se si levasse il peso dalla coscienza, sarebbe una cosa utile per tutti. Ecco, lui non ha detto niente della verità su quello che è successo a Liliana. Niente, lui quello continua a ripetere: io non ho ucciso mia moglie. Ok, crediamogli. Allora che ci dica cosa è successo a sua moglie, lui lo sa, ecco, e si alleggerisce la coscienza, se ce l'ha, come ha ripetuto più volte. Quante volte ha pensato nella sua vita che voleva sposare, che avrebbe voluto sposare Lilli, lei?
Beh, adesso ormai è troppo tardi per pensarlo e dirlo, ma posso dirle che mio fratello si è sposato pochi giorni dopo o pochi mesi dopo della sua scomparsa, dipende da quando è successo, e io con lei sul tavolo di casa mia non mi vergogno, come dice il marito, di ricordare e raccontare il nostro passato recente, diciamo. E era uscita anche la frase da parte mia: e non è escluso che tu possa diventare la terza signora Sterpin. Lo ricordo perfettamente, l'ho detto e l'ho pensato prima di dirlo, non era una frase buttata là. Sono sicuro, come ho detto, che è stato il marito. Quando hai iniziato a pensare che tutto poteva essere opera di Sebastiano? Dopo neanche un mese, dopo che è stata ritrovata, quando io ho visto come è stata ritrovata, io ho chiesto ma aveva dei colpi, dei segni? No, non aveva niente. E il mio ex cognato dice no, era serena. Ma che serena? L'unica cosa è che purtroppo per lei ci siamo conosciuti 42 anni fa e non mi ha mai dimenticato. Questa per lei è stata, e non è escluso che quando ha esternato le sue intenzioni ha firmato la condanna a morte. Chi ha ucciso Liliana? Chi ha impacchettato Liliana? Chi ha occultato Liliana? Non siamo noi che, come molte persone dicono, ce l'avete con lui. È lui stesso che ce l'ha con lui, perché lui da 3 anni che va in televisione, parla, si contraddice. Lei è stata tradita da chi conosceva. Io non voglio dire che sia stato Sebastiano, come lo dice Sergio, forse ha ragione, ma io ho ragione sicurissimamente affermando per l'ennesima volta che Sebastiano sa tutto quello che le è successo, dall'A alla Z. Lui sa tutto. Basterebbe farglielo dire e abbiamo risolto il problema. Lui andava a rimettere, lei aveva comunque intenzione di non lasciarlo in braghe di tela, lo ha detto, io le ho dato ragione, voleva continuare a pagare l'affitto della casa dove lo lasciava, voleva aiutarlo economicamente anche con 500 euro che a lei non servivano più, per capirci, per dire. Io ho detto fai bene, hai ragione, eccetera, mai più immaginando che lui invece aveva già messo gli occhi soprattutto e sui soldi che lei aveva sul conto corrente. Dicevano 100, poi 50, poi 30, 40, insomma, ma 50.000 euro c'erano sicuro. A lui spettava il 2/3 e al fratello 1/3. E già là sono subito 35.000 euro. Con lei che muore, non, anche se suicida, che muore comunque, a lui viene data la reversibilità della pensione, altro che i 500 miserabili euro che lei avrebbe potuto elargirgli, lui la prendeva come un'elemosina, per capirci. Vabbè. Adesso lui, con tutti i diritti, si è preso la reversibilità. Lui è regista, certo. Indifferente come, lei non si poteva suicidare con il futuro che noi avevamo prospettato di avere davanti. Ecco. Mai più. Una persona sana di mente non può suicidarsi in quel frangente. Se non è suicidio è omicidio. Tuo marito ti riprende e lei proprio gira la testa dall'altra parte e manda giù i bocconi come se fosse la cosa peggiore del mondo. Do ragione benissimo all'ultima che ha parlato, non ho visto bene chi era. È chiaro, Sebastiano dice quello che gli conviene da sempre e ha raccontato una carriola di frottole all'inizio, una carriola, idillio, e dopo è venuto fuori delle cose che neanche ripeto, ma le ho già dette e non le ritiro. Per quanto riguarda l'idillio, non abbiamo mai litigato. La penultima volta la sera prima, cioè il 13, venendo via da quella festa con gli amici romeni. E l'ultimissima volta la mattina del 14, o tutta la notte forse. È chiaro, evidentissimo che le indagini del primo periodo sono state fatte, io dico, all'acqua di rose per essere benigno.
per capirci, perché non è stato lì, la procura doveva, non voglio atteggiarmi a uno che insegna alla procura cosa fare, però secondo la morale normale la procura doveva setacciare il trascorso dell'ultimo mese, dell'ultimo periodo di quell'anno a tutti quelli che conoscevano Liliana in qualche maniera. A Sebastiano i suoi parenti, a noi i parenti di Liliana, tutti i conoscenti che lei frequentava, colleghi eccetera. Non è stato fatto un bel niente. Allora Claudio, intanto, un anno e mezzo dopo è stata fatta, formulata richiesta di archiviazione per suicidio. Uno in quelle condizioni io potrei anche accettare, si è suicidata, ok, io non lo crederò mai, devo vederla, però tutto può essere, non voglio, spiegatemi come una o si è suicidata in casa e subito dopo ha fatto una camminata per posarsi dove l'hanno trovata? È ridicola la faccenda. Come è andata là lei? Non c'è un segno che lei è arrivata in quel posto con le sue gambe. Se anche lo faceva, si ammazzava, alto là, si ammazzava il giorno 14. C'è anche quel posto quella volta pullulava di cinghiali, insetti, di animali selvatici. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.